Bentornati, il Salotto del Leggendario parla di mistero, un mistero che stiamo cercando di approfondire ancora di più con Davide Frino, Alberto Negri, Spazio Tesla e Angelo Maggioni di ARIA, Associazione Ricerca Italiana Aliena. Allora, ci siamo lasciati la settimana scorsa con un'argomentazione che sta andando sempre più nel profondo con Davide, perché stiamo parlando di quello che è stata la tua esperienza, ovvero il segnale radio che sul Bric Ferrat nel lontano 25 febbraio, non tanto lontano, 2024, si è manifestata come segnale. Sì. Io dico segnale perché Sì, non so bene quali sono. come segnale, perché in sovrapposizione a quella che era la modulazione di noi operatori presenti quel giorno e soprattutto in emissione radio sulla frequenza di 145 MHz 500, quindi in banda VHF. Quindi nella cosiddetta onda diretta, Sì. laddove il segnale sostanzialmente ha una copertura efficace e totale nel raggio di 60-70 km in linea d'aria, laddove ovviamente non ci sono presenza di ostacoli, ma c'è una condizione di cosiddetta portata ottica. Certo, quindi un segnale che viene disturbato da questa frequenza strana, io la chiamo così, poi voi sicuramente saprete dare dei termini più tecnici. Angelo, oggi attendiamo delle risposte e abbiamo già avuto anche dei pareri e delle risposte, quindi ti chiedo quelle che sono le operazioni che state facendo per esaminare questo fatto, poi chiederò a riguardo di questo anche un parere ad Alberto. Certo, noi abbiamo ovviamente sottoposto l'esame del segnale anche oltreoceano, perché riteniamo più utile che ci siano anche fattori esterni che possano analizzare, per non avere favoreggiamenti, sai, che magari uno può dire no, siete amici, ve la raccontate. Abbiamo mandato dunque il suo materiale, non solo il suo materiale ma anche l'analisi tecnica, perché prima abbiamo fatto fare un'analisi tecnica dall'ingegnere del suono James Oliva, che è un perito forense del Tribunale di Manhattan di New York, che è proprio adibito allo studio del suono, delle intercettazioni e così via, che nella sua indagine e analisi ha estrapolato in forma 3D le varie onde di queste frequenze, per cui isolando il rumore del vento, ad esempio, perché siamo su un monte, il rumore dello suscito del telefono con i walkie-talkie e altri rumori, il suo, ad esempio, dell'essere umano che si muove e così via, e all'interno di queste ombre, di queste sagome, ne spicca una che è anomala, che è risultata anomala, di cui appunto non riusciamo a comprendere qual è la fonte che l'ha emessa, ed è oggetto di studio. E a proposito di questo, Angelo, noi abbiamo un contributo video che è stato gentilmente sottotitolato anche in italiano dalla vostra associazione e lo facciamo vedere a tutti quanti coloro che stanno seguendo questi fatti. Hello, my name is James Oliva. I'm a musician, audio engineer, and podcaster, and I work with ARIA as an audio specialist of sorts, and we recently reviewed some anomalous recordings that were submitted, and I'm just going to kind of talk through how we reviewed those. Timore generato dall'apparato che questa volta ti ha sovrastato, sei sparito. Bene, dimmi un pochettino se c'è ancora il... Timore generato dall'apparato che questa volta ti ha sovrastato, sei sparito. Bene. There's a bunch of wind noise, a bunch of rustling from them handling the phone as they're moving closer to the sound source. That was the walkie-talkie. So again, we can't really derive anything scientific from this because it wasn't captured in a scientific way. We saw that there was kind of some stacking around 700 and around 2K. And from the person who submitted this video, they said this was an anomalous recording. In the decades that they had been using radios, they'd never heard anything like this. So that filtering is meant to just kind of
remove the wind rumble. And at the top end, the bandwidth that I focused on is most prevalent, more than likely because those are the frequencies that walkie-talkie speaker can replicate, or that it was replicating when this was recorded. They also submitted to us a recording of what they would know as any type of operation where there'd be a bunch of military grade radio equipment in operation. And this, again, was a separate submission, separate day, recorded in a different environment, but it's just to kind of give us an example of what normal to their ears, what normal radio interference would sound like even on a day of heavy activity. And I brought that into Wavelab so we could visualize it a little bit further. Wavelab is just another digital audio workstation, but it allows us the ability to create a 3D frequency analysis of that entire clip. So what I have pulled up here is this is the first recording with the anomalous signature. And this is what that looks like without the filtering. This is just the file run through a visualizer. And what we're seeing here is time, the length of the recording, and the frequencies. And the height axis would be dynamics or amplitude. This is that same transmission with the filtering applied. So I filtered off the low and top end and just isolated the portion that is most responsible for the anomalous sound, again, stacked around 800, but we've just cleaned this up so visually it's a little easier to look at. This is the original signal, the original sound with no filtering. This is that signal with the high and low end filtering. And then here is the control signal that he sent us of a day of what he recognized to be general high activity and traffic in their radio frequency spectrum. None of this is to imply or prove that the sound came from here or there. They're just another way for us to visualize audio and interpret it in a way other than listening to it. Bene, dunque ci siamo resi conto nella maniera più efficace possibile di quello che tu hai introdotto. Sì, poi abbiamo dunque raccolto questi dati e mandati anche al SETI americano, perché è quello che studia le frequenze che possono provenire dalle cosmo, dall'universo e dalla nostra Via Lattea. Allora, il SETI ci ha dato in pratica due considerazioni, perché ovviamente vorrebbero che il segnale si ripetesse, per cui in teoria noi dovremmo venire sul Monte Ferrà, mettere su una postazione, monitorare giorno e notte 24 su 24 per vedere se si riverifica il fenomeno e poterlo studiare ovviamente in maniera più approfondita e diretta. Però loro sono dell'idea che sì, in effetti il segnale è anomalo, è un qualcosa che non ha a che vedere con i reverberi, con i hertz, come alcuni hanno anche detto, non ha a che vedere con disturbi di apparecchi digitali, però non escludono anche che potrebbe essere un'intercettazione di un velivolo militare, perché ovviamente, come sappiamo poi con i tempi che corrono, potrebbe anche essere questo. Però ecco, sta di fatto che viene riconosciuta la matrice misteriosa di questo segnale, sì, che non è da poco. Che senza spiegazione al momento no, non ce l'ha, esatto. Cioè, escludendo le questioni convenzionali, appunto, i disturbi che sono quelli più comuni su queste frequenze, rimane la domanda ancora senza risposta: chi è e che cosa ha prodotto questo segnale? Ma tra l'altro ve l'ha periziato anche un ente... Sì, l'ha periziato Super Partes, poi vedere. Super Partes, sì. Alberto, prima di chiedere a te un'opinione personale a riguardo di questa vicenda, mettiamo anche un dato in più, perché è stato poi fatto un qualcosa con questo segnale, è stato sovrapposto un po' a quello di Billy Meyer.
e in effetti ci sono delle... Sì, abbiamo, come diceva a Davide, la questione Billy Meyer, benché può essere, diciamo, risultare complessa per tutte le vicissitudini, io ricordo sempre una cosa importante. Ricordiamoci che il segnale di Billy Meyer risale agli anni 80, se ricordo bene, dove la tecnologia era quella che era, dove non tutti potevano possedere programmi di manipolazione perché costavano a quei tempi. A me viene da dire quando qualcuno dice ci sono delle fotoritocco, ma ragazzi, fotoritocco a quegli anni costava un bordello, se potevano giusto permettere, no? Kubrick, se possiamo dirlo, forse neanche loro. Infatti. Per cui parliamo di eventi che secondo me era molto difficile manomettere o comunque ricreare. Il fatto che il suo segnale sia molto simile a quello, quantomeno, diciamo anche confermato da Gene Dilettoso, che io ho contattato proprio anche per il suo, perché gli ho detto, visto che tu hai analizzato, ricordiamoci che lui è stato un consulente della NASA, per cui non è proprio l'ultimo venuto dalla Terra, neanche un contadino, cioè uno che sa di quello che stiamo parlando. E anche lui è rimasto molto colpito del fatto che il suo segnale sia molto similare a quello di Billy Meyer. Siamo concordi, ripeto, sul fatto che Billy Meyer non poteva averlo contraffatto perché, insomma, per quello che abbiamo detto poco fa. E neanche Davide l'ha controfatto. No, vabbè, ha avuto un controllo molto approfondito il suo filmato. Siamo passati le notti intere a verificare ogni aspetto, anche digitale, anche firma, anche... E ti dico, questa somiglianza ci ha fatto sperare che, e ci fa sperare che appunto questo segnale possa essere una porta che possa quantomeno rivelare poi qualcosa di molto più importante e molto più grosso, come appunto quello che dicevo prima, Alberto, un messaggio. che sia una richiesta di aiuto da parte di un'altra civiltà che in qualche modo sta cercando di mettersi in contatto con noi e ha beccato casualmente Davide Frino e gli altri radioamatori, chissà. È affascinante, non so se è una richiesta di aiuto o se è Un'offerta di aiuto. O un'offerta, bravo, perché se noi oggi apriamo le pagine dei web magazine, guardiamo le notizie che ci sono sui giornali, quelle che il mainstream ci propina, sfido chiunque a dire abbiamo aperto con una buona notizia, mentre apriamo sempre con delle notizie che sono disastrose. Quindi questo mi fa... Non voglio deflettere dal tema, però quando mi vengono a dire ma perché gli alieni non ci vengono ad aiutare, io rispondo sempre, fatevi una domanda, guardatevi intorno cosa stiamo combinando noi sul pianeta Terra, quindi quantomeno se io vedo che due stanno litigando, parliamo nel nostro ambito, io quasi mi faccio anche gli affari miei, a meno che non ci sia proprio una questione di difficoltà da parte di uno piuttosto che dell'altro o in un caso di una categoria protetta, ma se no me ne guardo bene. Quindi io così a livello molto pragmatico dico, non so se poi questa richiesta, questa volontà di contatto ci sia così, e forse non è invece più dedicata la richiesta di contatto su particolari soggetti che possono essere, e abbiamo visto che sono magari a volte le persone più semplici, più umili di questa terra, no? Quindi neanche lo scienziato d'altissimo livello viene contattato, benché si dica che no, nell'ONU volevano fare il famoso ufficio speciale per un probabile contatto, e non ce lo verrebbero certamente a dire, magari l'hanno già fatto e non ce lo dicono. Però mi sembra che siano magari a volte anche delle indicazioni, ammettendo che sia un qualcosa di non nostro, cioè non terrestre, che sia stato magari una comunicazione tra oggetti diversi e che casualmente in una finestra si è aperta e noi siamo riusciti a captare, abbiamo potuto avere la fortuna di captare il segnale, perché sennò è un po' come dire vado ad aprire la porta di sicurezza con una chiave invece che mi apre la porta di casa normale, e non riusciremo mai ad aprire quella porta, quindi non riusciremo mai ad avere questa comunicazione. In questo caso forse potrebbe essere o fortuito o comunque un prescelto per dire io ti mando il segnale, adesso tocca a te capire e sviluppare la cosa, quindi mantenerci impegnati alla ricerca. C'è da dire che Davide non è stato fermo, comunque stai prendendo in considerazione con molto impegno questa cosa, grazie anche ad Angelo che sta seguendo questo caso, però attenzione, perché io vedo che tu hai in mano una radio, Eccola, ti sei sì.
ti ho chiesto È la radio di quel gentilmente- giorno. Esatto, ti ho chiesto gentilmente di presentarti Una delle due, sì. con l'oggetto con cui tu quel giorno eri. Riusciamo a fare una prova così, in diretta, non improvvisata, ecco, dove tu puoi provare a stabilire un contatto radio con un altro radioamatore, Sì. e, insomma, metterci proprio renderci partecipi di quello che è una comunicazione su quella tipologia di frequenza. Sì, Dario, possiamo provare. Sì? Teniamo conto che siamo all'interno di una struttura chiusa Sì. e vedo, mi sembra che con dei muri abbastanza spessi, però facciamo un tentativo, anche perché diciamo via ripetitori. I ripetitori servono appunto per diciamo diramare un segnale che magari arriva anche con una debole intensità. Bene. L'importante è arrivare al ripetitore. Se noi riusciamo a oltrepassare questi muri, riusciamo sostanzialmente ad arrivare all'antenna, in questo caso del ripetitore che è ubicato sul Monte Fasce, e possiamo vedere se qualcuno in ascolto ci risponde. Allora Angelo, proviamo. Facciamo attenzione perché insomma le telecamere sono accese, vediamo se succede qualcosa. Magari, Dai. magari, non si sa mai. Ok, RU5 Montefasce Genova, IZ1 Foxtrot Uniform Mike portatile 1. Benissimo, ho registrato una chiamata sull''R5 Montefasce. Ti risponde IZ1 TQJ Tokyo Queen Japan Alberto da Arenzano. Che era una delle stazioni presenti quel giorno del 25. 44 India Japan. La tua emissione è buona, segnale del ripetitore intorno a Santiago 5, la radio 5 perfetta. Ancora per te Davide il cambio. Perfetto, copiato al 100% Alberto, 5 quinti forte e chiaro, ricezione integrale. Ti comunico che la località di trasmissione è Torriglia, la provincia di Genova, negativo per il locatore che poi ti passerò in serata, approssimativamente 15-16 km nord rispetto al Fasce. Condizioni operative in questo momento è il Quansheng UVK5, l'antenna originale, quindi WIP originale, 5 watt in antenna, microfono esterno, cambio. Perfetto Davide, hai registrato il tutto, io mi trovo in QTA Carenzano a casa e la mia stazione diciamo è lo Yaesu FT991, prima serie, che appunto può trasmettere in U e in V e anche le HF. La mia antenna è una collineare di 1,80 m circa messa qui sul balcone. In questo momento però ho commutato su una direttiva per ottenere un segnale più alto. 5 elementi, Doppia antenna. K7 Zulu Bravo è un progetto tedesco. Z1. Ancora per te Z1 FUM Davide. bene. Saluti da noi della trasmissione, ovviamente. Perfetto, benissimo. Z1 TQJ, Z1 FUM, allora saluti circolari qui da tutti i componenti della trasmissione qui presso il Teatro di Torriglia, il salotto del Leggendario, e ti ringrazio per il rapporto di segnale e 73 al prossimo incontro. TQJ FUM 1 portatile R5 Genova, QRT su questa. Davide, buon pomeriggio, buona continuazione, ciao ciao, rimango in ascolto. A presto 73. E termina Bene, così quindi il questa collegamento. è una trasmissione che potrebbe essere paragonata a quella che era voi lo chiamate questo ponte, no? Sì, la differenza tra le due comunicazioni è che questa appunto è avvenuta tramite ponte radio, quindi Sì. il ponte radio sostanzialmente è un ausilio per noi radioamatori e soprattutto è un punto di riferimento anche in caso di emergenza, Sì. sempre che ovviamente non ci siano delle condizioni avverse che facciano cadere il ponte, tipo non so, fulminazioni Sì. oppure galaverna, ecco, del gelo, che però diciamo che attualmente i moderni sistemi di ripetitori sono studiati in modo tale da affrontare anche queste avverse condizioni meteo, in modo tale da operare correttamente in caso di necessità. In questo caso Non ci sono state anomalie. comunque. nessun tipo di anomalia, e noi siamo a Torriglia. Se avessi tentato questo collegamento in diretta senza l'ausilio del ponte, considerando la direttrice Torriglia-Arenzano, che è un nord-est sud-ovest, sarebbe stato su questa frequenza impossibile, proprio per il discorso che facevamo poc'anzi, ovvero che in onda diretta ci deve essere la portata ottica, cioè le due antenne sostanzialmente si devono vedere. Laddove non si vedono e ci sono delle montagne che fanno da separé,
allora interviene un cosiddetto fenomeno che è chiamato fenomeno della diffrazione, ovvero il segnale viene diramato dall'antenna, si infrange sulla cresta di queste montagne e poi riesce, grazie alla potenza, a superarle. Però fin dove? Fino a un tot. Perché oltre ci vuole potenza, ci vogliono antenne, un po' come diceva, qui mi collego al film Contact, Jodie Foster diceva a suo papà nell'inizio del film, mi sembra di ricordare, ci vuole più antenna, perché proprio l'antenna, come dicono gli americani, è il cuore di un impianto di radioamatore. Certo. Molto affascinante questo racconto, perché poi ti fa anche un po' entrare in quello che è il dettaglio tecnico della vostra passione, della vostra professione di radioamatori. Ma ho una domanda curiosa da farti. Quali sono state le reazioni degli altri radioamatori che come te quel giorno poi hanno captato il segnale e si sono resi conto che effettivamente Davide Frino l'aveva fatto sapere alla massa, e ancora oggi stiamo parlando di questo? Ti hanno contattato, ti hanno fatto delle domande, ti hanno chiesto qualcosa? Assolutamente sì, mi hanno contattato e la sensazione è stata che molti di loro probabilmente quel giorno volevano essere lì con noi ad assistere a questo fenomeno, perché appunto è stato considerato un fenomeno unico nel suo genere. Non sono mancate le domande interessanti, tra cui una recente. E un radioamatore di Torino mi ha contattato dicendomi: ma l'operatore di Albenga che ha subito questo disturbo ha provato a cambiare apparato? Perché magari era un problema dell'apparato. La risposta è sì, la risposta è che la stazione di Albenga ha operato prima con un apparato e aveva quel problema, poi ha cambiato, fortunatamente aveva un apparato di scorta come ho io oggi, un apparato non portatile ma veicolare, quindi diciamo con un front-end ancora più dedicato a un certo tipo di filtraggio. Il problema si è ripresentato. Certo, quindi non era un problema di apparecchiatura. No, assolutamente. Assolutamente no. Angelo, che dire, abbiamo fatto anche un esperimento in diretta, abbiamo cercato sarebbe stato davvero eclatante. Magari, no? Beh, siamo anche nella zona, nel momento, una delle zone più fertili per queste cose. Sì, non dimentichiamoci comunque che il suo segnale è importantissimo per la durata del tempo, perché ha coinvolto più persone, non solo radioamatori, ma anche testimoni che hanno visto oggetti volanti non identificati, che collegano le due cose. E soprattutto anche la modalità, cioè il segnale è un segnale costante, proprio come dicevamo prima, no, del film Contact, no? Per cui ha una sequenza molto ben precisa, costante, che ci fa sperare a quello che potrebbe essere il suo contenuto, soprattutto perché io voglio escludere la questione meccanica, anche perché penso che tu sia d'accordo con me, no? Anche il modo di viaggiare, di energie che utilizzano i dischi volanti, i presunti dischi volanti, non sono compatibili con un rumore meccanico. Però ecco, io sono più dell'idea che quel segnale contenga un qualcosa che possa essere utile. Poi bisognerebbe capire questa interazione che ha questa frequenza, quanto è incisiva su di noi, sull'ambiente esterno, perché noi siamo frequenze, non dimentichiamoci che è tutta una frequenza. Il pianeta Terra è una frequenza, il cosmo è una frequenza, l'aria è una frequenza, l'animale è una frequenza, noi esseri umani siamo frequenze, per cui ecco, è interessante approfondire questo aspetto. Alberto, potrebbe essere un soggetto per un film questo? Perché l'esperienza di Davide, tu che insomma potrebbe essere la continuazione, sei un po' nel settore. Sì. L'esperienza di Davide potrebbe essere una continuazione made in Italy del film Contact, secondo me. Visto che tu sei però addentro più di me nel settore, io proverei per te una sceneggiatura. È vero che potrebbe essere una bella idea. Potrebbe essere una bella idea, perché sì, perché la comunicazione è importante, e se noi pensiamo che si sta andando in quella direzione proprio di questo contatto, e qua sai che ti dicono ma quando avverrà il contatto, e tutti gli anni spostano di un anno, no? Quest'anno del contatto, e c'è il 2000, adesso dovrebbe essere il 2025, anzi sembra proprio notizia di questi giorni che un ricercatore americano nel 2025 sarà ok, allora siamo qua, vediamo, facciamo uscire il 2024 velocemente. Noi, finché ci saremo continueremo ad attendere. Esatto. Poi attenderanno i nostri figli. Ma loro, contatto conclamato, intendo dire. Parliamo di una civiltà estremamente evoluta, noi dobbiamo anche fare un ragionamento molto reale, cioè
ti immagini una civiltà molto evoluta che si mette a contatto con una civiltà ipoteticamente primordiale, noi siamo primordiali, e non so quanto questo impatta in maniera positiva, no? Noi abbiamo sulla Terra delle esperienze proprio dirette, no? Quando nelle foreste scopriamo queste tribù primitive che ancora non sapevamo anche esistessero, quando sono venute in contatto con noi, tra virgolette, civilmente più evoluti, queste tribù sono scomparse, per cui non è detto che loro non tengano in considerazione anche questo aspetto, no? Anche la percezione del tempo potrebbe essere è diversa. tutto diverso, certo. Probabilmente i nostri 10 anni potrebbero essere per loro... Ma anche l'adattamento anche solo del nostro pianeta stesso, che noi ragioniamo con una scala che è 1, perché il pianeta Terra conosciamo come è cresciuta la vita qua, come si è evoluta, diciamo l'atmosfera, la gravità, ma ogni pianeta poi queste cose cambiano anche di poco, e quel poco è una variante importante per lo sviluppo dell'essere, no? Di qualsiasi natura essa sia, può diventare basso, alto, lungo, largo, quello che vogliamo. Per cui c'è anche una certa difficoltà dal mio punto di vista, da come penso io queste diciamo entità possono interagire con noi. Magari lo stanno facendo proprio con lui, con questo segnale, con Piero Zanfretta tramite i portali e così via. Per cui dobbiamo solo mettere insieme questi tasselli per capire, poi avere un quadro più chiaro. Oltretutto non dimentichiamoci che non è un'entità unica, possono essere tante civiltà di altre età. Potenzialità di vita. Anche questa cosa delle scoperte di questi pianeti ipoteticamente abitabili. Comunque è una notizia sempre più frequente, perché abbiamo probabilmente delle attrezzature sempre più efficaci, più sofisticate, e quindi andiamo ad osservare sempre più lontano. Abbiamo James Webb, che è proprio dibattito in questi giorni, che pare che abbia ripreso o quantomeno rilevato un qualcosa di artificiale. Attenzione, è la prima volta che gli scienziati parlano di artificiale, per cui non di convenzionale e non di naturale. Ho visto un'immagine appunto dove ritrae questa superficie con questa illuminazione che appunto è ritenuta artificiale, per cui si stanno domandando chi e come, perché c'è questa struttura, questo fenomeno. Ecco. Era stato preconizzato che James Webb avrebbe dato delle grandi notizie, quindi questo si sta proprio rivelando. Questi giorni. E poi ecco, un'altra cosa che mi sento di dire è che probabilmente c'è anche una questione di attenzione da parte di eventuali popolazioni non terrestri, anche in funzione del fatto che potrebbero, come diceva giustamente Angelo, essere di una struttura diversa, e visto che si parlava di frequenze, parliamo di energie, anche di energie diverse rispetto alla nostra, quindi il contatto stesso con noi potrebbe causare dei problemi a noi, quindi ecco perché si utilizzano dei sistemi tra virgolette primitivi per cercare, magari come in questo caso, non escludiamo nulla, perché fino alla prova di colpevolezza prendiamo l'innocenza, quindi come si dice in gergo forense, e potrebbe essere una di quelle strade che stanno seguendo. Complessa come Crop Circle ad esempio, molto complessa, però che potrebbe essere un'indicazione. Bene, dunque noi oggi abbiamo parlato dell'esperienza ancora di Davide Frino, abbiamo svelato quelle che sono le risposte di tutte le possibilità che stanno prendendo in considerazione anche attraverso le consulenze di personaggi importanti e di professionisti del settore. Abbiamo fatto vedere qualcosa, ma non smetteremo di approfondire insieme ad Aria, insieme a Davide Frino, e con tanto piacere ho potuto avere ospite anche Alberto Negri oggi di Spazio Tesla. È sempre molto bello ritrovarsi poi tutti insieme, poi a Torriglia che ha quest'aurea di magia intorno, quindi non a caso non poteva andare meglio di così. Continuiamo a tenere sotto controllo questo fatto, promettetemi che se ci sarà qualcosa di nuovo mi chiamerete e mi terrete al corrente di questo, e per il momento io saluto i miei ospiti, li ringrazio per questa partecipazione, grazie infinite. Grazie a te, grazie tantissimo. Io vi invito a iscrivervi al canale Dario il Leggendario, perché non solo mistero ma anche cultura, cinema e tutto quello che riguarda il territorio e non solo saranno gli argomenti che continueremo a esaminare e approfondire con tanti ospiti. Grazie e alla prossima settimana. Ciao!